Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a questa puntata di Pasqua del nostro programma di Ernestina dalla fine del mondo, dove parleremo di alcune tradizioni popolari bellunesi di Pasqua. Ci troviamo già in Settimana Santa e senza dubbio la Pasqua è un'epoca molto importante. A Pasqua si fondono tradizioni religiose e popolari, caratteristiche di ogni paese. La Pasqua è un momento speciale. Rappresenta uno dei momenti religiosi più importanti, anche una tradizione che diventa un'opportunità perfetta per incontrarsi con parenti e amici, per godersi della compagnia dei propri cari. Continuano ad essere però particolari le circostanze in cui viene vissuta la Pasqua di quest'anno 2021. Sono ancora giorni difficili, di tante incertezze e di sofferenza. Nelle chiese di sicuro non tutti potranno partecipare per motivi di salute e sicurezza. Tanti banchi saranno vuoti, ma la fede dei tanti devoti sarà comunque presente. Di sicuro collegati tramite l'internet. Anche questa Pasqua tante iniziative continuano ad essere online. I fedeli hanno potuto così seguire le celebrazioni pasquali dell'anno scorso nonostante le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria del Covid-19. Speriamo che questa Pasqua del 2021 possa illuminare chi soffre e chi è in difficoltà, portando luce a questo buio della pandemia. Perciò è molto importante poter continuare a mantenere vive e tramandare alcune tradizioni che raccontano la storia e cultura dei paesi e della loro gente, anche se virtualmente. Un elemento presente in tante tradizioni antiche, non solo in Italia, ma anche nel mondo, è l'uovo. E non solo l'uovo di Pasqua di cioccolato, anche sodo per mangiare o semplicemente col guscio colorato per giocare. L'uovo è simbolo della vita, anche della rigenerazione, simbolo della primavera e della vita che rinasce nella natura e nel Cristo risorto. L'uovo è anche un ingrediente comune in tante famiglie e ha profonde radici nella storia dell'umanità. Si fa presente anche in diverse ricette ed è parte della gastronomia di Pasqua. Per esempio, la tipica fugassa veneta o focaccia veneta. Questa deliziosa prelibatezza pasquale è un dolce lievitato naturalmente che conta con ingredienti come farina, burro, zucchero, uova e marzapane, oltre a mandorle e granella di zucchero. La fugassa è ideale da portare come dessert o merenda. L'uovo è protagonista anche dell'insalata dedicata alla Pasqua, l'insalata pasqualina. Si prevede anche come ingrediente del pasticcio di Pasqua e delle tagliatelle fatte in casa. L'uovo di Pasqua però non è parte solo delle gustosissime tradizionali ricette popolari pasquali, ma anche di alcune tradizioni molto divertenti. L'inizio della primavera è un clima più caldo, diventano l'atmosfera perfetta per l'attività all'aria aperta. Scampagnata e picnic sono un'ottima scelta per godersi delle prime giornate di primavera con parenti e amici. A Pasqua la tradizione popolare propone diversi giochi con le uova, usanza condivisa anche in altre parti del centro-nord Europa. Le origini dei giochi con le uova si possono rintracciare già in tempi precristiani. A volte avevano luogo in occasione della semina in riti pagani. Questo è un gioco molto popolare anche nel bellunese e ha profonde radici contadine. Da poco è riapparso nell'attività di Pasqua, riproponendo e valorizzando questo gioco della tradizione. I partecipanti devono lasciare andare delle uova sode colorate lungo un piano inclinato con l'obiettivo di colpire le altre uova per poter ripetere così il lancio. Se non succede, l'uovo che rimane nell'arena sabbiosa di forma ovoidale diventa anche un elemento a colpire. Rolo sicuramente prende il nome dell'azione che fa l'uovo di rotolare. Qualcosa di simile al rolo lo troviamo in Slovenia, dove si lascia scivolare l'uovo come nel gioco delle bocce, per colpire le altre uova già sul campo. Un'altra attività tipica del tempo di Pasqua è il gioco della righea. Qui, in un cantino di terra e argilla, si fanno rotolare uova sode dipinte con vari colori, cercando di colpire quelli degli avversari. Senza dubbio è un gioco tipicamente pasquale, di cui esistono molte varianti. In alcuni posti, come il Feltrino e a Limana, come piano inclinato, utilizzavano una tegola per far scivolare l'uovo sodo. Invece a Belluno e a Castion si utilizzava la tavola per lavare i panni, nota anche come lampor o lavador. I giochi di Pasqua si fanno solitamente in un giorno specifico, la Pasquetta.
Come la festa di Pasqua è sempre particolarmente sentita in Veneto e in tutta Italia, continuano fino al giorno successivo, ossia lunedì dell'Angelo, che si conosce anche comunemente come Pasquetta. Rimane sempre l'occasione giusta per stare con le persone care. Sono tanti i modi in cui le famiglie si preparano alla Pasqua e anche le idee per allestire e colorare la propria casa. Non è Pasqua senza delle belle uova colorate e farlo insieme ai più piccoli è sempre un'idea divertente. Da decorare le uova a fare centrotavola, biglietti di auguri fino a preparare le tradizionali uova di cioccolato. Gli alberi di Pasqua sono perfetti per decorare la tavola per il pranzo di Pasqua e prepararlo all'arrivo di questa importante festività. Possiamo realizzare delle ghirlande pasquali da appendere alla porta d'ingresso, ma anche per decorare la casa per la Pasqua. Ora, parlando di essere sempre insieme ai propri cari in questa festa, voglio regalarvi a voi, carissimi ascoltatori del nostro programma, che ci seguite su Radio AVM e tramite le nostre reti sociali, una poesia di Pasqua del famoso scrittore Gianni Rodari. Campane di Pasqua festose, che a gloria quest'oggi cantate, o voci vicine e lontane, che Cristo risorto annunciate. Ci dite con voci serene, fratelli vogliatevi bene, tendete la mano al fratello, aprite le braccia al perdono, nel giorno del Cristo risorto, ognuno risorga più buono. E sopra la terra fiorita, cantate o campane sonore, che bella, che buona la vita, se schiude la porta all'amore. Spero vi sia piaciuta tanto come me. Penso che ci dona un po' di allegria e speranza in questi tempi così difficili e incerti. La Pasqua si fa presente anche in alcuni proverbi della tradizione popolare bellunese e veneta. Voglio condividere con voi uno che è particolarmente legato alla Pasqua e, visti i tempi che corrono, penso che forse ci sarà utile ricordarlo. Per sconfiggere una pandemia ci vuole un Natale e 2 Pasque. Speriamo questa Pasqua sia quella giusta. Continuano i regali per voi e ora vogliamo farvi sentire alcune parole di conforto. Vi portiamo la voce di padre Giovanni Corso dell'Ordine Scalabriniana. Lui è un nostro amico nato a Fonsasso e residente ora a Buenos Aires, presso la parrocchia Santuario Madre de los Migrantes nel mitico quartiere di La Boca. Il padre Giovanni è già stato un nostro ospite qui su Radio AVM Voce delle Dolomiti, in un'intervista di alcuni mesi fa, dove ci aveva raccontato la sua esperienza di vita. La sua storia inizia a Fonsasso, continua in Brasile e poi qui in Argentina. Vi invitiamo a risentirla e scoprire di più del suo lavoro come capo ufficio della Direzione di Migrazioni della Commissione Episcopale dell'Arcivescovado di Buenos Aires. Allora il padre Giovanni Corso di Fonsasso ci regala adesso una sua riflessione in questi tempi speciali di Pasqua in pandemia. Cari amici bellunesi nel mondo, da Buenos Aires della Boca, padre Giovanni Corso vi saluta, vi auguro ogni bene, sempre ricordando che quello che vive il cuore e quello che la mano fa per un cuore che illumina vale più di tante chiacchiere e di tante spiegazioni. Col nostro spirito di laboriosità che possiamo portare avanti gioia, servizio e pace. Auguri di buona Pasqua a tutti. Grazie mille caro padre Giovanni per i saluti e gli auguri di buona Pasqua. Ricambiamo di cuore. È sempre un piacere sentire le sue riflessioni e certamente chi fa col cuore che illumina vale tanto tanto. Lo spirito di laboriosità occorre anche in questi tempi difficili di pandemia. Noi, dal team del programma Ernestina dalla fine del mondo e anche dalla famiglia bellunese dell'Argentina, vogliamo augurare una santa e serena Pasqua di Resurrezione per tutti voi bellunesi nel mondo. Speriamo che sia una giornata di pace e luce per le vostre famiglie e i vostri più cari. Vi aspettiamo alla prossima puntata. Arrivederci amici! E in questi tempi difficili più che mai, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Auguri di buona Pasqua! Ringraziamo
Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio.